Il 15 dicembre, terza edizione del premio Karkinos, stessa location con gli stessi obiettivi. Squadra vincente non si cambia, si dice. Io ho la fortuna di avere accanto un'equipe straordinaria che sono pure amici miei, mi accompagnano anche nella vita, non solamente nella preparazione di Karkinos. Quindi no, non cambiamo nulla, non cambiamo la struttura di questo premio perché in effetti è vincente. Vincente perché è un premio onesto, vincente perché è un premio sincero, non va dato ad amici o ad amici di amici, ma sceglie la gente, si sceglie veramente tra le eccellenze della nostra provincia. Quindi ecco il successo, ecco perché continua e continua alla grande. Per i nostri ascoltatori ci puoi anticipare qualcosa dell'edizione nuova? Solo qualche cosa tecnica, perché ovviamente siamo in via di definizione sia del premio speciale, voi sapete che ci sono 8 sezioni più un premio speciale, qualcuno che fa eccellenza veramente a livello nazionale o come lo scorso anno, anzi gli scorsi anni internazionale. Quello che posso anticiparvi è a conferma della onestà, della bontà, della spontaneità del premio che quest'anno con questa meravigliosa equipe, con questo meraviglioso team abbiamo deciso di costituire una giuria d'eccellenza fatta dai personaggi diciamo più di spicco nella nostra città, alcuni dei personaggi più di spicco nella nostra città che si riuniranno prestissimo e valuteranno le già decine e decine di segnalazioni che sono arrivate dalla gente, a conferma che Karkinos è molto seguito ed è un premio, lo dico con molta modestia da parte di tutto il team, molto ambito da ognuno, proprio perché è un premio vero. Ma vogliamo dire che Karkinos si rivolge alle personalità agrigentine che lavorano nel nome di Agrigento anche? Assolutamente sì, è un premio che abbraccia chi ha fatto le eccellenze, che hanno fatto qualcosa per Agrigento, agrigentini ovviamente di prevalenza. Quest'anno ci sono veramente, non vorrei trovarmi, ne faccio parte anch'io, ma dico nei panni della giuria, del team e della giuria che sceglierà questi 9 nominativi, c'è veramente tanta gente. Ricordo sempre che la finalità del premio Karkinos è quello di fornire ai giovani dei modelli positivi per il proseguio della loro vita.